A chi non basta più lamentarsi per come vanno le cose, ma vuole rimboccarsi le maniche per cominciare a cambiarle. Perché si chiede che cosa può fare per migliorare le cose per sé e per i propri figli e figlie. A chi vuole costruire istituzioni che rimuovono gli ostacoli alla libertà e all'uguaglianza dei cittadini e delle cittadine, perché crede che la libertà delle persone, come possibilità di perseguire la propria idea di vita buona, può creare opportunità per tutti, se ciascuno può investire i propri talenti dentro una comunità solidale. A chi crede che consentire alle persone di immaginare cose che non esistono, di progettarle e di realizzarle, possa migliorare anche la vita di altre persone. Perché spirito di iniziativa, imprenditorialità, merito e innovazione, unite alla responsabilità sociale e al rispetto dell'ambiente, permettono di vincere le sfide della globalizzazione, di superare le rendite, di ridurre le disuguaglianze presenti e le ingiustizie intergenerazionali. A chi crede che sia possibile valorizzare il nostro immenso patrimonio culturale, artistico e storico e tutelare la bellezza del nostro straordinario paesaggio, creando ricchezza ed occupazione. A chi crede che etica e responsabilità sono inscindibili dalla libertà delle persone. A chi crede all'autonomia responsabile di istituzioni pubbliche e civili, ordinate in via sussidiaria come strumento per superare la crisi culturale, sociale, economica e politica. A chi vuole andare oltre i conservatorismi di destra e di sinistra, oltre la protesta e la rassegnazione. A chi crede che un'Italia migliore esiste già. Basta riconoscerla e renderla visibile, mettendo in rete le tante energie positive disseminate in questo Paese, a cominciare dalla nostra regione. A chi crede che se si accende una luce, le tenebre fuggono spaventate. Dipende anche da ciascuno di noi fare oggi di più e meglio con meno, per rendere possibile un futuro prospero e giusto per l'attuale generazione e per quelle che verranno.